Lo yoga studia da millenni il respiro inteso come strumento per poter entrare in contatto, portare in contatto tra la mente e il corpo. Quello che mi accorgo in questi ultimi anni è che più approfondisco il respiro e più mi ritrovo che le persone non sanno respirare. Non sanno respirare perché non gli è stato insegnato il respiro corretto. Ritrovo che persone respirano utilizzando la contrazione dell'addome, altre persone utilizzano il non sanno espirare, quindi rimangono inspirati. E tutto questo mi ha portato dopo aver visto tutto il lavoro che ho seguito di Françoise Berlet, a poter strutturare dei corsi dove poi